Green Blue si vive d'estate e si vive d'inverno, tra città, mare e montagna. Green Blue Hotels and Resorts, nothing more than you. Arriva il gol col mancino. Si è portato avanti il Little Service a Pesaro. E sono due. Pallone da terra. E qui il gol di Colletta. Mateus Barrichello. La palla sotto. E il gol di Arbonio. In che senso? Non è più tempo di calcoli, non c'è margine di errore, chi sbaglia rischia di compromettere definitivamente o quasi la sua stagione. Il Benevento ha un imperativo categorico, un'ultimissima spiaggia per restare aggrappato ancora alla speranza di restare in Serie A e quella speranza si chiama vittoria. Oggi e nelle prossime 4 gare che chiudono la regular season. L'Ital Service Pesaro vuole allontanarsi dalla linea gialla che al tramonto della 26esima giornata vuol dire pericolo play-out, ma anche spettro della Serie A2. Buonasera dal Pala Tedeschi di Benevento, un palcoscenico meraviglioso per ospitare una partita col brivido e noi siamo qui pronti a raccontarvela. Do il benvenuto anche a Marco Ciotola che mi farà compagnia al commento tecnico e a te chiedo subito, Marco, prima di entrare nel dettaglio tattico del match in 30 secondi, che partita ti aspetti? Buonasera a te Fabio, buonasera a tutti i telespettatori. Per tutto quello che hai già detto tu, credo che sia partita vera stasera. Il Benevento è alla ricerca di punti, in questo momento la classifica non gli sorride, ma sta dimostrando ogni partita nonostante ciò di essere una squadra che lotta, che combatte e che ci sta credendo come è giusto che sia. Dall'altro lato il Pesaro, vista anche la sconfitta sia della Pirossigeno che del Manfredonia, è talvolta alla ricerca di punti importanti per allontanarsi da questa zona play-out e cercare di restare aggrappata alla Came che è 5 punti avanti, quindi credo proprio che sarà partita vera. E allora andiamo in pubblicità con il super spot e poi pronti per vivere insieme le emozioni del futsal. Eccoci tornati in diretta dal Pala Tedeschi di Benevento, ci siamo quasi per la gara che chiude la 26esima giornata del campionato nazionale di Serie A tra Benevento e Ital Service Pesaro. Però diamo subito il benvenuto al Bulldog Capurso, squadra promossa in Serie A, la notizia che è arrivata, quindi con piacere comunichiamo questa new entry nel massimo palcoscenico nazionale. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e allora diamo anche lettura delle formazioni a partire dal Benevento con questo schieramento del quintetto base. Sarà Marchesano tra i pali col numero 22, Iosema col numero 3, Lolo Suazo col 93, Titon col 10 e 6 Davide De Crescenzo, a disposizione col 9 Fabigno, il 12 Ielmi, il 14 Volonnino, 17 Arvonio, 20 Guerra, 32 Del Grosso, 77 Colletta col coach Scarpiti ex di turno. Per l'Ital Service Pesaro invece questo è il quintetto iniziale scelto da Paolo Del Grosso. La grande novità di questa partita è l'allenatore subentrato a Bagnesi che aveva dato le dimissioni prima di questo turno di campionato. Con l'88 Manservigi tra i pali per l'assenza di ricordi, col 7 Galliani, 19 Taurisano, 10 Badai e l'84 è Ramon nel quintetto di partenza, a disposizione col 5 Tony Dandel, 6 Gastaldo, 9 Patias, 17 Petrucci, 21 Achilli, 65 Saponara, 99 Panzieri. Diamo anche gli arbitri del match che sono i signori Giovanni Zannola di Ostia Lido, primo arbitro, il secondo arbitro Luca Paverani di Roma 2, il terzo arbitro Emilio Romano di Nola, il crono e Rosario Angelo Faella di Castellammare di Stabia. Tutto pronto allora per questo big match per la zona salvezza, perché effettivamente il Benevento si gioca tutto stasera. l'Ital Service Pesaro è in quella zona grigia tra play out e possibilità anche di retrocessione diretta. Io do anche il benvenuto a bordo campo a Carmine Esposito. Buonasera Carmine. Buonasera Fabio, buonasera Marco. Come avete già detto voi è una sfida decisiva sia per il Benevento che vuole ritardare
il più lontano possibile la retrocessione del Pesaro, che oggi ha una ghiotta occasione per approfittare del KO sia della Kame, sia della pirossigeno e sia del Vitulano. A te. Abbiamo detto delle assenze, Benevento al completo, c'è soltanto la scelta tra i pali che è cambiata nel gioco delle rotazioni. Adesso è Marchesano in porta, ha giocato ieri qualche partita, dall'altra parte abbiamo detto dell'assenza di Ricordi, ma soprattutto manca l'elemento chiave, manca Barichello, che è il secondo miglior bomber del campionato. Però prima di entrare in telecronaca noi ovviamente ci fermiamo con un minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. Tutti i campionati non si sono giocati ieri e ovviamente su tutti i campi, in ogni serie, in ogni categoria, si è osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. Gli applausi anche qui dal Palatedeschi per ricordare quella che è stata una figura straordinaria di questo secolo, con Papa Francesco che ci ha lasciato. Ci sono stati funerali con grande partecipazione, davvero migliaia di persone per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco Bergoglio. Siamo pronti per raccontarvi questa sfida con la Rital Service Pesaro che agirà da destra verso sinistra. Ci sono a quanto pare quintetti completamente stravolti rispetto a quello che ci avevano detto in partenza. Va bene così, con Tony Dandelli il capitano, con Mattias Achilli e con Manservigi tra i pali e con Gastaldo, esatto, a chiudere il quintetto dall'altra parte, mentre Lolo Suazo, De Crescenzo, Titon, Iosema e Marchesano tra i pali. Dunque una prima indicazione che non è stata proprio perfetta da parte del nuovo allenatore. Una prima strategia. Una prima strategia, Paolo Delle Grosso. Però per lui è un debutto, Marco, questa diciamo è la grande novità. Paolo De Grosso, che è stato vice allenatore e preparatore dei portieri, ha detto in settimana ovviamente ai canali social dell'Ital Service Pesaro di essere pronto per raccogliere tra virgolette questa eredità di questa parte finale di stagione per provare a salvare l'Ital Service Pesaro. Sì, ha un ruolo importante il mister in queste ultime giornate, c'è questa, ne mancano altre 4, l'Ital Service vuole chiaramente provare ad evitare i playout e salvarsi direttamente, il mister ha un compito veramente importante in queste ultime giornate. Per quanto riguarda il Benevento, GG Team Wear, ovviamente è un'ultima spiaggia, abbiamo detto in apertura di telecronaca, non sono consentiti più passi falsi, una vittoria però oggi ridarebbe fiato un po' alle speranze, no? Perché c'è ancora una classifica abbastanza corta lì giù con 3 punti. Il Benevento si avvicinerebbe proprio a Ital Service Pesaro, Manfredonia e Pirossigeno Cosenza. Con uno sconfitta probabilmente oggi potrebbe salutare, non dico definitivamente ma quasi, la Serie A. Quindi il Benevento darà ovviamente il massimo oggi per provare a portare a casa i 3 punti in un percorso, quello di queste 2 squadre, mentre ci prova Titon con il destro sul fondo, che ha visto il Benevento vincere uno scontro diretto importante in trasferta proprio sul campo della Pirossigeno Cosenza, e l'Ital Service Pesaro invece era riuscito con un'impresa clamorosa a battere il Cosenza 5-4, ricordiamo, proprio in un minuto e mezzo, in diretta su Sky Sport con una rimonta incredibile negli ultimi 2 minuti di gioco. E adesso Titon con il palleggio da parte del Benevento nella tradizionale casacca giallorossa, il capitano De Crescenzo all'indietro per Lolo Suazo, che fa esplodere subito il suo mancino sul fondo e la sua posizione, la sua mattonella. Ci ha provato con l'esterno del suo piede sinistro, non ha inquadrato il bersaglio. La prima chance importante, targata Benevento.
Sì, targata Lolo Suazo che ha rubato il tempo ad Achilli con un controllo orientato, è stato meno fortunato nella conclusione ma ha fatto subito vedere quali sono le sue qualità. Prova a ripartire ancora De Crescenzo con la palla in avanti, fermato, poi ancora Lolo Suazo con il pressing di Gastaldo, il palleggio con Titon, dai e vai con Lolo Suazo, ancora lo scavetto in avanti a cercare Titon che cerca di recuperare il pallone, trova forse l'ultimo tocco di un avversario, non è d'accordo il direttore di gara, si riparte dalla rimessa dal fondo per l'Ital Service Pesaro con Manservigi, il tocco corto per Achilli. Ancora largo a sinistra per Gastaldo, di nuovo il capitano Tony Dandella, poi il palleggio con Pattias. Tony Dandella, di nuovo Achilli, ancora Gastaldo con il pressing offensivo da parte del Benevento che cerca di sradicare il pallone dal possesso dell'Ital Service Pesaro. Pattias all'indietro di nuovo con la rotazione da una parte e dall'altra del campo del pallone. Gastaldo, Pattias, l'appoggio, ancora non riesce, poi l'imbucata centrale con Lolo Suazo che intercetta il pallone. Titon per il Benevento, De Crescenzo, di nuovo Lolo Suazo che cerca di ragionare con il suo piede sinistro vellutato, ancora la palla a sinistra con Titon che cerca di puntare l'avversario, c'è Tony Dandella, poi Lolo Suazo calcia sulla schiena di un avversario e va a prendersi la rimessa laterale quando il crono dice che sono trascorsi 2 minuti e 15 secondi, sempre 0-0 qui dal Palatedeschi di Benevento con il tentativo di Titon fermato, ancora palla dentro per De Crescenzo che prova a liberare nuovamente Titon per una possibile conclusione, ma nell'1 contro 1 il giocatore del Benevento, ancora Lolo Suazo. Si porta il pallone sul sinistro, calcia e trova sulla sua strada Manservigi, attento, tra i pali, sostituisce Ricordi, lo ricordiamo ancora una volta. Oggi Manservigi intanto questa palla che arriva tra le braccia di Marchesano che qua la perde, commette un errore, un'ingenuità, il portiere del Benevento. Si è capito Fabio che attraverso Lolo Suazo e Titon il Benevento cerca comunque dei duelli, cerca comunque delle giocate anche individuali per cercare di arrivare al tiro. È partito un po' leggermente meglio il Benevento, è iniziata da troppo poco per dirlo, però è arrivato già insomma nell'area di rigore con Lolo e con Titon. A proposito di assenze è andato via anche Jonas, lo chiediamo a Carmine Esposito, un'assenza, intanto c'è ancora la conclusione di Titon sul fondo, Jonas che praticamente non ha mai giocato quest'anno, poi la società ha rinunciato completamente al giocatore. Non è ancora ufficiale, però è giusto quello che hai detto a te. E quindi Jonas a quanto pare non dovrebbe far parte del Benevento in questa parte finale di campionato, d'altronde comunque come stavamo dicendo per i problemi fisici praticamente non è stato quasi mai a disposizione, quindi non pare sia stato condizionato da alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di poter dare il suo contributo al Benevento. Intanto Ramon, a proposito di ex, con l'appoggio all'indietro, il palleggio dell'Ital Service Pesaro con ancora questo tentativo fermato da Fabigno che spedisce il pallone in fallo laterale, ci ha provato adesso l'Ital Service Pesaro con questa azione insistita e la rimessa laterale guadagnata dal team di Del Grosso. La palla dentro, Suazo intercetta, attenzione con questo appoggio rischiosissimo all'indietro verso Marchesano, il tocco all'indietro, qui meraviglioso l'aggancio al volo di Ramon che prova a portare a spasso il pallone e alla fine viene fermato ancora da Fabigno, prova a ripartire lo Suazo, c'è un po' di spazio per la transizione offensiva, la palla per Titon che calcia e trova sulla sua strada la deviazione di Manservigi. Che occasione con questa transizione offensiva immediata del GG Teamwear Benevento, la rivediamo, la conclusione e la grande parata da parte di Manservigi che si è disteso, distinto e ha messo il pallone in calcio d'angolo. Intanto scusami ancora, seguiamo questa azione Marco. Si è fatto trovare pronto Manservigi, è stato anche bravo Marchesano sia su quel retropassaggio di Lolo Suazo e sia sul passaggio che ha dato il via alla transizione al 2 contro 1 del Benevento con Suazo e Titon. Ancora Titon al tiro, grande parata di Manservigi. Fabio il Pesaro li ha cambiati già tutti e 4. Ha cambiato il quartetto iniziale. Sì, vediamo anche come sarà anche l'indicazione, perché è tutto da scoprire, no? Questa prima Del Grosso sulla panchina del Pesaro, quindi quale sarà
l'utilizzo dei giocatori in campo. È entrato anche Saponara, che l'anno scorso al Napoli, quest'anno col Pesaro, anche se la squadra non sta facendo benissimo, lui sicuramente si è ritagliato uno spazio talmente importante da meritare la convocazione del CT della nazionale italiana Samperi, e quindi Saponara sicuramente nel suo ruolo da pivot può essere una validissima alternativa a Patias per l'Ital Service Pesaro. Assolutamente, avere un pivot di piede destro e un pivot di piede sinistro. Il ragazzo sta facendo un percorso importante e sta raccogliendo i frutti. Prova ancora a lavorare il pallone con il palleggio, l'Ital Service Pesaro va a prendersi adesso la responsabilità di far ripartire l'azione. Ancora Ramon, il tocco verso Galliani con il blocco da parte di Saponara. Galliani calcia col mancino, non trova lo specchio della porta, la palla che finisce sul fondo. A proposito di ex Carmine Esposito, ovviamente c'è un grande ex sulla panchina che è Fausto Scarpitti. Assolutamente, Fausto Scarpitti ha allenato l'Ital Service l'anno scorso con risultati eccelsi, conquistando la semifinale playoff scudetto l'anno scorso, vincendo in casa dell'allora Olympus Roma, che aveva chiuso la regular season al primo posto. A te. Qui il colpo di testa con la palla che finisce direttamente in calcio d'angolo, con il Benevento che può sfruttare ancora questa manovra offensiva quando siamo arrivati al quinto minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 in questa partita fondamentale in chiave salvezza per entrambe. Prova a ripartire l'Ital Service Pesaro con questa transizione offensiva, la chance è buona con la conclusione da posizione defilata da parte di Ramon. Il pallone però finisce sul fondo con Marchesano in traiettoria a controllare dove finisce il pallone. Marco. Anche questa transizione del Pesaro, questo 3 contro 2, è partita dal portiere. Manservici ha anticipato sul calcio d'angolo di Loro, la palla sul secondo palo per Volonnino, è partito il 3 contro 2 e Ramon ha concluso alto sulla traversa. Lolo Suazo, ancora l'appoggio con Fabinho, il controllo di Volonnino, Josema di nuovo, il passaggio di ritorno per l'ex giocatore della Sandro Abate con il pallone che finisce però direttamente in fallo laterale. E allora riparte nuovamente l'Ital Service Pesaro, sempre con l'imbucata per Saponara che prova a girarsi. Badai, Ramon, Galliani, ancora Saponara, il blocco di Galliani. Saponara prova a liberare il mancino, l'appoggio su Ramon, ancora Ramon nell'1 contro 1 con Fabinho, cerca di trovare una soluzione. Galliani fermato da Josema con il cambio adesso volante di Colletta in campo al posto proprio di Josema e la rimessa laterale a favore dell'Ital Service Pesaro. Ramon sul punto di battuta, bisogna trovare il pallone sparito sotto la panchina, eccolo lì. Ramon, il tocco all'indietro, sinistro deviato che quasi beffa Marchesano, l'occasione per Galliani che ha calciato con il suo piede forte, ha trovato una deviazione e quasi stava ingannando Marchesano. Era una deviazione che stava ingannando. Intanto ancora questa opportunità per Saponara, fermato la transizione offensiva di Lolo Suazo che può ripartire. Lolo Suazo il sinistro sul fondo senza un attimo di respiro, come sempre nel futsal. Marco. Sì, parlavamo del tiro di Galliani deviato e deviazione che stava mettendo fuori gioco Mimmo Marchesano, neanche il tempo di commentarla che è ripartito Lolo Suazo con un altro tiro pericoloso. Ma dai, dentro per Patias, adesso ci prova ancora Galliani con Marchesano attento. Riparte Colletta, c'è spazio per la transizione offensiva con Fabinho, l'appoggio ancora per Colletta che trova il gol del vantaggio del Benevento, che la sblocca così con questa transizione offensiva perfetta, tutto di prima col mancino. Colletta ha trovato lo spazio giusto per affondare il colpo e portare in vantaggio i giallorossi. 1-0 per il Benevento, azione perfetta, la rivediamo subito dalla regia con questa transizione offensiva. Colletta dai e vai con l'appoggio di Fabinho, bravissimo poi con il sinistro a trovare l'angolo giusto e soprattutto la serenità per calciare in porta. Colletta ha trovato il gol del vantaggio. Marco. Tiro pericolosissimo di Galliani, grande parata di Marchesano, altra ripartenza. Concedimi di dire che Fabinho qui è stato freddissimo, è stato bravissimo nel vedere Colletta che ha fermato la sua corsa, ha fatto sì che si svuotasse la porta e che col sinistro ha buttato la palla dentro. Direi vantaggio meritato del Benevento, ha avuto forse un paio di occasioni in più del Pesaro, quindi ai punti è giusto questo vantaggio. Grande freddezza di Fabinho nel bordo campo. Carmine Esposito. 3 curiosità per te, per concludere il discorso su Scarpitti. Scarpitti ha debuttato sulla panchina del Benevento proprio a Pesaro, scherzo del destino,
è rientrato Patias con Volonnino in versione centrale, questo Marco poi lo spiegherà, e poi Colletta aveva segnato anche nello scorso Sky Match che si tenne qui al Palatedeschi contro il Cosenza. A te. Volonnino con il palleggio del Benevento che prova a spingere e sfruttare l'inerzia del momento positivo. Il tentativo adesso di Titon che carica il destro e trova Manservigi ancora in traiettoria per mettere il pallone in fallo laterale. Altra occasione importantissima per il Benevento con Volonnino schierato da play, forse proprio per favorire l'uno contro uno e cercare di creare subito la superiorità. Si è sovrapposto Titon, tiro pericoloso, grande parata di Manservigi, il Benevento continua a spingere però. Ancora Titon con il palleggio, Volonnino cerca di puntare l'avversario, torna sui suoi passi, sceglie l'appoggio a Titon. Titon, di nuovo Volonnino, dentro per metà strada tra Titon e Arvonio, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Abbiamo visto inquadrato proprio Del Grosso, preoccupato ovviamente per questo inizio dell'Ital Service Pesaro, che ha trovato un paio di soluzioni importanti verso la porta di Marchesano, anche in una situazione abbastanza ingannevole con un tiro di Galliani deviato che quasi beffava il portiere del Benevento. Più cinico il Benevento nella fase offensiva, con soprattutto qualche ripartenza micidiale. Intanto qui attenzione perché c'è stato, poi forse la rivediamo, intanto seguiamo l'azione perché ci sono state le proteste da parte di Colletta, perché c'è stato un abbraccio un po' perpetrato da parte del giocatore di Ital Service Pesaro, ha protestato moltissimo la macchina del Benevento. Ecco qua, la rivediamo con forse un mezzo fallo ci poteva stare qui con Gastaldo che sembrava in ritardo, no? Era stato scavalcato dal pallone, non ha visto il pallone, è andato direttamente mi sembra sul corpo del giocatore. Proteste del capitano De Crescenzo. È stato bravo anche Colletta a rubargli la spalla con un po' di mestiere. Tra poco andiamo da Carmine Esposito a bordo campo, seguiamo un attimo questa azione. Tony Dandele sul fondo, Carmine. Era per dirti che l'arbitro è andato sulla panchina del Benevento a dire questo non è mai fallo, se è fallo lo fischio io. A te. Vabbè, allora se ci fidiamo va bene così. Alziamo le mani, va bene. Non c'è il video supporto, quindi dobbiamo, anche in queste circostanze neanche sarebbe avrebbe avuto senso chiamarlo. Certo. Intanto con Patias che riparte, Achilli prova la giocata 1-2 sempre con Patias, il pallone che finisce in fallo laterale. Ovviamente Fabio lo stanno cercando molto Patias perché è un giocatore formidabile lì spalla alla porta, è bravo a girarsi, bravo a far calciare, fa il ruolo da pivot, lo fa da maestro, quindi il Pesa lo cerca. Qualche gol diciamo che l'ha fatto in Serie A in qualche anno. Patias, il tocco all'indietro ancora per Achilli, finta con il destro, poi con il mancino, ancora il passaggio all'indietro per Patias. Tony Dandele, il capitano, la bandiera, la storia di Pesaro nel futsal, Tony Dandele. Ancora il palleggio con Achilli, cerca di trovare lo spazio per calciare in porta l'Ital Service Pesaro. Imbucata centrale per Patias, la toccata Arvonio, la rimessa laterale e per l'Ital Service Pesaro che adesso prova a spingere sull'acceleratore dopo che il crono ci dice che sono trascorsi quasi 9 minuti in questo primo tempo, con il Benevento in vantaggio 1-0 grazie al gol di Colletta. Si riparte con il possesso dei giallorossi e qui vediamo anche un bambino sventolare orgoglioso la bandiera del Benevento in tribuna. Sì, il Pesaro sta guadagnando metri negli ultimi secondi, nonostante questo pare abbia fischiato un blocco l'arbitro, un fallo in blocco, però il Pesaro sta conquistando metri, sta cercando Patias e sta cercando di buttare insomma la palla dentro e di provare a recuperare la partita, di arrivare al pareggio. Arvonio, l'appoggio per Marchesano, il lancio in avanti a cercare ancora Arvonio, Manservigi in due tempi. Riparte l'Ital Service, Gastaldo all'indietro per Achilli, adesso Tony Dandella. La giocata del capitano sempre per linee orizzontali, arriva Achilli a raccogliere l'invito, sempre Achilli all'indietro per Gastaldo, Tony Dandella. Non ci sono spazi e si va sempre per linee orizzontali, adesso l'imbucata con Marchesano che capisce tutto e fa ripartire il Benevento. Lolo Suazo, Titon, c'è un po' di spazio per lui, prova a puntare, Titon, eccolo qui, calcia col destro, fermato. Riparte la transizione offensiva del Pesaro, fermato Lolo Suazo con rimpallo che non riesce a vincere, lì
Titon ha fatto tutto benissimo, alla fine si è trovato un avversario a sbarrargli la strada per una conclusione vincente. Questa di Titon può essere un'arma letale per il Benevento. Sappiamo che è un giocatore che è bravissimo nell'1 contro 1, ci è andato già varie volte, ha raggiunto già la conclusione varie volte, quindi tutte le volte che può il Benevento cerca di mandarlo 1 contro 1 per creare superiorità e creare pericoli alla difesa del Pesaro. Adesso l'anticipo netto di Josema che ha un po' di spazio, subito numerica per il Benevento, l'assist di Josema però è fuori misura, la transizione offensiva dell'Italservice Pesaro, fermato da Lolo Suazo che ricomincia l'azione per i giallorossi. Lolo Suazo calcia col mancino, svirgola la conclusione così quasi come ha fatto nel primo tentativo di questa partita, anzi forse anche peggio adesso rispetto alla prima conclusione. Stiamo vedendo ripartenze contro ripartenze, forse manca un po' di precisione nell'ultimo passaggio, nella conclusione. Ne abbiamo vista una del Pesaro, adesso quella di Lolo che forse poteva servire Titon, però ha preferito calciare. Carmine Esposito a bordo campo. Per segnalarti l'ingresso in campo di Taurisano. Riparte nuovamente l'Italservice Pesaro con l'appoggio all'indietro proprio di Taurisano. Adesso Badai, ancora fermato il numero 10 con la palla che finisce in fallo laterale. La rimessa è per l'Italservice Pesaro, il tocco all'indietro per Ramon. Taurisano sbaglia qui, non c'è intesa con Ramon e il Benevento si va a prendere una palla inattiva, una rimessa laterale da buona posizione, ma è tutto fermo perché Fausto Scarpitti chiama time out e noi andiamo a sentire cosa dice il tecnico del Benevento. Dai, veloce. Allora, ragazzi. Agua. Ascoltate, prima cosa, siamo troppo passivi. Non possiamo stare nella metà campo, passarci a 8 metri, prima o poi calciano e prendono una deviazione. Come la palla si sposta indietro cominciamo a guadagnare campo. Solo sulla prima palla, non dovete mettervi in linea. State staccati perché copriamo i primi appoggi, poi saliamo. La cosa importante è quella che ogni volta che la palla torna indietro noi guadagniamo qualche metro, ok? Adesso facciamo una 3 a destra. fanno individuale su Facciamo la 3 ascoltami, una cosa. Chi batte da qua? Facciamo così, che mi metta a me. Si mette Davide qua, fa finta e ti apri qua, Ramon ti lascia questo qua. Attento, se no calci. L'importante è che c'è blocco e vieni tu al calcio qua. Ok, il primo passo. No. Vieni al calcio da dietro. Blocco doppio e l'uomo passa davanti. Marco Ciotola per spiegarci il time out di Scarpitti. Sono completamente d'accordo con la disamina di mister Scarpitti. È capitato spesso in questa prima parte di gara che il Pesaro è arrivato al duello agli ultimi 7-8 metri e qualche giocatore del Benevento continuava a indietreggiare. Ok difendere nella metà campo, però poi difendere a 7-8 metri può diventare complicato perché una deviazione, una sovrapposizione, una qualsiasi giocata può creare problemi comunque appunto a tutto il reparto difensivo. Ha chiesto di essere un po' più attivi, un po' più aggressivi in fase di pressione e di non abbassarsi troppo. Carmine, hai raccolto qualcosa da Del Grosso? Ha detto soprattutto alzate la testa, mancano 9 minuti, stiamo concedendo troppe transizioni, troppi contropiedi, dobbiamo essere più cinici sotto porta. E aveva sottolineato che il collega Scarpitti gli ha rubato il time out perché era pronto a chiamarlo lui. A te. Ah, perfetto, vedi, abbiamo assistito anche a un furto di time out, quindi vediamo se a breve magari lo chiama anche Del Grosso per dire altre cose ai suoi, ma non penso, perché visto l'ha sfruttato, diciamo, di... Sono d'accordo anche con mister Del Grosso perché... Intanto scusami, seguiamo questa azione di Ramon con la conclusione sul fondo, l'occasione per l'Italservice Pesaro. Marco. Sono d'accordo anche con mister Del Grosso, dicevo, perché effettivamente il Benevento ha avuto troppe opportunità di andare in transizione positiva e in superiorità numerica. Con la qualità di Lolo, di Titon, è effettivamente pericoloso subirne tanti. Qui però Lolo Suazo sbaglia in fase di palleggio, si trascina il pallone direttamente in calcio d'angolo concedendo questa palla inattiva all'Italservice Pesaro. Vediamo come la sfrutta completamente in maniera sbagliata, prova a ripartire De Crescenzo, l'ultimo tocco però è del capitano del Benevento. Riparte nuovamente Galliani in posizione centrale, il tocco per Taurisano, l'appoggio all'indietro per l'intervento ancora di De Crescenzo che spedisce il pallone dall'altra parte del campo con Manservigi che va a raccogliere il pallone. L'appoggio corto per Ramon. Galliani prova a puntare l'avversario, adesso qui un contrasto tra Taurisano e Titon, di nuovo Ramon, la palla in avanti con Josema che riesce a trovare il pallone e prendersi anche un fallo
per l'intervento da dietro di un avversario, mi sembra di Galliani. Speso bene, direi, Fabio, questo fallo. Fabinho, 2 falli commessi dal Pesaro. Intanto Tony Dandela, un po' di spazio, attenzione, la palla per il pareggio di Taurisano che la mette all'incrocio dei pali. Una grandissima conclusione da parte di Taurisano che ha trovato lo spazio giusto dopo un errore del Benevento, ha sfruttato il passaggio di Tony Dandela e l'ha messa dove Marchesano non poteva assolutamente intervenire. Una grandissima giocata che rivediamo qui, palla persa con Tony Dandela che ha il tempo per appoggiare a Taurisano che calcia col destro splendidamente all'incrocio dei pali, tutto nei tempi giusti per l'Italservice Pesaro che pareggia così. Marco. Sì, è stato bravo lo stesso Taurisano a guadagnare quella palla in pressione su Giosema, che forse doveva decidere prima cosa fare. Ha perso una brutta palla. Bravo anche Tony Dandel con i tempi giusti a girare il corpo, a servire Taurisano che veramente l'ha messa nel set, quindi imparabile assolutamente per Marchesano, ma è stato veramente bravo Taurisano sia nella pressione che poi nella conclusione. Un grande gol per Taurisano che rimette tutto in parità qui al Palatedeschi di Benevento, la sua lata all'indietro di Tony Dandel per Saponara. Adesso prova ad accelerare l'Italservice Pesaro con Tony Dandel. Saponara fermato dall'intervento di Lolo Suazo con la rimessa laterale guadagnata dai ragazzi di Del Grosso. 7 minuti sul crono al termine del primo tempo che si accende qui al Palatedeschi, una partita fondamentale per entrambe con l'Italservice. Intanto qui ancora la conclusione con una deviazione che ancora una volta stava per ingannare Marchesano sul sinistro deviato, con la palla che è finita poi in calcio d'angolo con l'Italservice Pesaro adesso che spinge sull'acceleratore. Il corner battuto da Ramon. L'appoggio per il tentativo di Tony Dandel al volo con il destro sul fondo. Marchesano per il Benevento. Il lancio in avanti a cercare Volonnino. L'anticipo di Tony Dandel. Il Benevento si prende un buon calcio d'angolo qui con il tocco all'indietro per Lolo Suazo. L'appoggio di prima intenzione fuori misura verso Giosema con la rimessa laterale a favore dell'Italservice Pesaro. Cenno d'intesa da parte di Del Grosso, il mister verso Ramon, e si riparte da Tony Dandel in avanti per Saponara. Riesce a tenere il pallone in campo. Saponara lo lavora con il mancino, il tocco con una deviazione da parte di Suazo, ancora rimessa laterale per l'Italservice Pesaro. Galliani, Saponara, ancora Tony Dandel, Saponara, Ramon, Tony Dandel, Galliani, Ramon, dentro l'imbucata con questa trattenuta, rischio giallo da parte di Volonnino, giallo che c'è tutto perché era andato via benissimo il suo avversario. La rivediamo con la munizione di Volonnino per questa trattenuta evidente con il calcio di punizione a favore dell'Italservice Pesaro. È anche il primo fallo commesso dal Benevento in questa partita, un fallo che costa il cartellino giallo per questa evidente trattenuta a Galliani. L'abbiamo rivista. Sì, muovendosi in 4 il Pesaro in questa situazione ha creato dei problemi al Benevento. Sono stati bucati, la palla li ha completamente bucati e Volonnino è stato costretto a commettere fallo e a prendere questo giallo perché sarebbe trovato a tu per tu col portiere Galliani. Ramon, il calcio di punizione con il sinistro e la parata sul tentativo di Saponara di Marchesano. Prova a ripartire il Benevento, non ci riesce ancora Saponara, la palla che danza lì fuori l'area di rigore con l'intervento dell'arbitro adesso che ferma tutto per una gamba troppo alta. Non c'è fallo cumulativo ma c'è gioco interrotto per la rivediamo. Sì, Saponara, gamba troppo alta. Possesso per il Benevento che riparte con Fabinho, colpo di testa tra le braccia di Manservigi. Tony Dandel per l'Italservice Pesaro. Adesso Ramon sul pressing di Fabinho, la recupera Colletta soltanto per un attimo, la riprende Tony Dandel. Il fallo di Colletta che viene richiamato verbalmente dal direttore di gara, secondo fallo commesso dal Benevento con il parquet che deve essere asciugato. No, non deve essere asciugato il parquet perché c'è il time out chiesto da Del Grosso e noi andiamo a sentire cosa ha da dire ai suoi il
allenatore dell'Ital Service Pesaro. L'ho chiamato per rompere la partita, per farvi rifiatare, ok? Facciamo passare. Era in campo adesso il quartetto più forte loro. Sono stanchi, noi abbiamo fatto il prova anche loro. Riusciamo a mantenere un minuto e mezzo di pressione, perché dopo cambiano il quartetto e lì possiamo abbassare un po'. Ma con questo quartetto qua dobbiamo pressare, ragazzi. Dobbiamo pressare. L'ho chiamata apposta perché adesso dovete pressare forte. Abbiamo falli da spendere. Lassù facciamo falli. Rompiamo la partita e facciamo falli lassù. Okay. E poi ora, hai visto? Perché facciamo i giri tranquilli. Poi c'è questa scappata che passa. Se io metto questa palla o anche un altro, questa palla arriva. Prima giriamo, portiamo. Sì, Tony Dandel ha chiesto ai compagni di continuare a pressare contro questo quartetto, perché c'è convinzione magari di metterli in difficoltà e di riuscire a recuperare qualche palla nella metà campo avversaria che gli può permettere di andare direttamente più facilmente alla conclusione. È giusto anche quello che ha detto Ramon, che facciamo un giro tranquillo, teniamo palla e poi proviamo a prendergli le spalle e attaccare la diagonale. Giusto anche ricordare quello che ha detto mister Del Grosso, che in caso di pressione sbagliata, tempi sbagliati, si può spendere anche un fallo per non prendere ripartenza. Ci prova l'Ital Service Pesaro con ancora una rimessa laterale guadagnata al volo. Carmine, si è sentito Scarpitti? Poi ce lo spiegherà Marco, perché è stato un time out prettamente tattico. Quello che ho potuto intuire e capire, ci vuole più coraggio nelle pressioni. A te. Sì, probabilmente intanto al volo la conclusione con la palla che finisce in calcio d'angolo ancora. Marco. Sì, probabilmente mister Scarpitti ha chiesto ai suoi giocatori di andare con più coraggio, con più veemenza, probabilmente, passatemi il termine, ai duelli, perché vede la possibilità di recuperare qualche palla in duello e far partire la ripartenza che tanto sta dando fastidio al Pesaro. Saponara aggancia il pallone, lo serve all'indietro a Tony Dandel. Il crono dice che mancano 5 minuti e spiccioli secondi al termine del primo tempo. 1-1 il punteggio qui alla Pala Tedeschi di Benevento. Al gol di Colletta ha risposto Taurisano in questa partita fondamentale in chiave salvezza per entrambe. Il Benevento è l'ultima spiaggia per provare a restare in Serie A, deve vincere questa e probabilmente anche le prossime 4. L'Ital Service a Pesaro è agganciato al treno dei play out, hanno perso tutte laggiù, però l'Ital Service a Pesaro non è certamente al riparo da possibili sorprese in questo finale di stagione. Con una vittoria oggi però si allontanerebbe appunto dalla linea gialla per provare a respirare un po' in queste ultime 4 partite di campionato. Colletta fermato, l'ultimo tocco è di Saponara, la rimessa laterale per il Benevento con Volonnino che va a raccogliere il pallone per i giallorossi. Arvonio, Marchesano, la palla recuperata da Fabigno con la ripartenza ancora di Gastaldo, non riesce a trovare un compagno con questo appoggio di destro, con l'intervento in recupero di Colletta, la rimessa laterale o calcio d'angolo. Siamo lì, però è per l'Ital Service Pesaro, che non dobbiamo dimenticare deve rinunciare a un certo Barichello, che è il secondo miglior realizzatore del campionato di Serie A, e indubbiamente fare a meno di Barichello oggi questa partita fondamentale per l'Ital Service Pesaro è tanta roba. Con il calcio d'angolo ancora, il colpo di testa, il palo colpito da Saponara, ancora Saponara che prova sull'esterno della rete, doppia chance per il pivot della nazionale italiana e dell'Ital Service Pesaro. Adesso è Benevento con Volonnino che calcia tra le braccia di Manservici che fa ripartire nuovamente Saponara. La palla gol con un colpo di testa sotto misura, poi Saponara ha provato nuovamente con un tap-in lì a 1 metro dalla porta, non inquadrando però il bersaglio. Che occasione per l'Ital Service Pesaro. Sì, Saponara in modo un po' inusuale, diciamo, stava andando al gol, con un colpo di testa ha colpito il palo, dopo ci ha riprovato col destro. Diciamo che se prima abbiamo detto che l'inerzia era verso il Benevento, adesso negli ultimi minuti c'è un po' più di Pesaro in campo. La rimessa laterale per il team di Del Grosso con l'appoggio per Tony Dandel, l'imbucata verso l'autore del gol del pareggio, colpo di tacco splendido ancora per Tony Dandel, quasi a richiamare il gioco a 2 che ha dato il gol al Pesaro. Volonnino
Colletta, Arvonio, dentro per Titon che non riesce a girarsi, alla fine il pallone arriva tra le braccia di Manservigi con il pallone che finisce nuovamente sul fondo. Marchesano, Titon prova a puntare l'avversario, c'è Galliani di fronte a lui, Titon dentro col mancino, il palo colpito da Arvonio che risponde al palo di Saponara con questa deviazione sotto porta. Marchesano ci prova con questo lancio lungo fermato. Titon può creare problemi, Fabio, su quella banda ne sta creando tanti al Pesaro. È una partita, in questo momento abbiamo detto che era un po' più a favore del Pesaro, ma poi Titon forse l'ha toccata Gastaldo lì, se ho visto bene, sì. Quindi era quasi un autogol. Titon è stato pericolosissimo. Intanto qui ancora il tentativo di Josema con la palla che finisce sul fondo. Titon... E anche il Benevento ha colpito il palo, diciamo, come l'ha colpito il Pesaro. Hanno pareggiato. Titon è un'arma lì. Tutto sì, in parità, sì. Il conto dei pali, il punteggio, i falli. 2 minuti e 40 alla fine del primo tempo con Taurisano fermato. Dal raddoppio di Arvonio arriva anche Titon, pallone che finisce tra le braccia di Manservigi. Il lancio in avanti con Lolo Suazo in anticipo di testa, prova a recuperare nuovamente il Benevento con Galliani che però ritorna in possesso palla. Manservigi, la sua lata qui di Gastaldo dove non ci sono compagni, mettendo il pallone direttamente in fallo laterale. Arvonio, Lolo Suazo, andiamo a scandire il crono, 2 minuti 20 secondi all'intervallo con il Benevento che adesso prova a spingere, lo fa sempre affidandosi all'inventiva di Titon. La giocata del 10 col pallone che finisce in fallo laterale e la rimessa a favore sempre del team di Scarpitti. Titon, eccolo qui, inquadrato, la nostra regia. Qui è stato bravo Taurisano nel duello, Fabio. È entrato bene in gara Taurisano. Assolutamente. La palla dentro ancora per Josema, di nuovo Titon dentro fermato. Manservigi prova a innescare la ripartenza di Galliani che trova lo spazio giusto per mettere il pallone in buca d'angolo e capovolgere il match qui al Palatedeschi di Benevento con il vantaggio dell'Ital Service Pesaro. Transizione immediata, offensiva da parte dell'Ital Service Pesaro, bravissimo ad avere la lucidità nel calciare in porta tenendo il pallone basso. Galliani, la rivediamo, l'assist di Manservigi. Troppo solo ovviamente Galliani qui, ma molto bravo nel trovare lo spazio e anche il sinistro, testa alta, la posizione del portiere la mette dove non può arrivare. Grande gol di Galliani, in vantaggio all'Ital Service Pesaro. Marco. Bravo Manservigi a leggere questa situazione, la transizione è partita da lui, da praticamente una sua rimessa laterale, perché gliel'ha messa così, forse un po' troppo passivo il Benevento nel rientrare e nell'andare a coprire quella zona di campo, che la zona di campo centrale può essere pericolosissima, e Galliani non ha perdonato Marchesano. Sorpasso dell'Ital Service Pesaro a 2 minuti dal termine del primo tempo con il gol di Galliani. Vediamo quale sarà la reazione del Benevento, che tante volte in questo campionato è andato in vantaggio e si è fatto rimontare. Mi viene in mente anche la partita con la Meta Catania, che era partito benissimo 2-0, poi c'è stata ovviamente la vittoria strameritata da parte della Meta Catania con i campioni d'Italia, che lo ricordiamo in questo momento sono in testa al campionato di Serie A. Poi durante l'intervallo diremo anche quello che sta succedendo nel campionato di Serie A. Intanto qui l'errore di Titon, fermato alla sua conclusione, prova a salire Marchesano, quest'ultimo assalto del Benevento, 1 minuto e 20, Marchesano carica il mancino, non c'è deviazione, si riparte da Manservigi, attenzione con Marchesano che è di spalle e rientra in porta. Adesso Galliani. In avanti l'assist per Patias che prova a domesticare il pallone con un controllo orientato al volo, il tentativo di Gastaldo, poi lavora il pallone Josema, prova ad arrivare Titon, alla fine Patias fermata la sua conclusione, ma c'era un fallo e c'è anche un cartellino giallo per Titon per l'intervento scomposto ai danni di Galliani. La situazione precedente l'arbitro aveva lasciato proseguire il gioco, poi dopo è intervenuto e ha fermato tutto, sanzionando anche con il cartellino giallo Titon, secondo ammonito della partita, e punizione per l'Ital Service Pesaro, 3 falli a testa, 1 minuto e 6 secondi dall'intervallo. Le proteste di Titon, che non avrebbe voluto il giallo. Sì, errore in uscita, Fabio. Intanto la rivediamo, del Benevento. Eccolo qui, il ritardo qui Titon su Galliani, alla fine prende il piede d'appoggio e dunque
la sanzione disciplinare per il numero 10 del Benevento, con la punizione a favore dell'Ital Service Pesaro, e sul punto di battuta ci va con il suo piede destro Alessandro Pattias per provare, vediamo, una conclusione direttamente in porta oppure uno schema su palla inattiva, ma è tutto fermo perché bisogna asciugare il parquet. Sì, Fabio, dalla rincorsa che ha preso sembra che calcia, sembra voler provare a calciare, però sappiamo che spesso ci ingannano. Certo. Tu ne sai qualcosa sì, da allenatore. Sì, spesso la rincorsa lunga può essere ingannevole come non. Pattias è un ottimo tiratore, lo sappiamo, quindi vediamo un attimo cosa succede. Parte Pattias, la lunga rincorsa, calcia col destro a giro, Titon intercetta, poi recupera il pallone Pattias, Manservigi in avanti, Titon intercetta, arriva nuovamente Pattias, l'appoggio non riesce, Josema in avanti dove non ci sono compagni, la rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro, 50 secondi all'intervallo, l'Ital Service Pesaro, la ribaltata qui al Palatedeschi di Benevento dopo il vantaggio iniziale dei giallorossi con Colletta, il gol di Colletta. Carmine Esposito intanto? No, per segnalarti che Galliani nell'uscire dal campo è scivolato, ha rischiato seriamente di farsi male. A te. Speriamo non sia nulla di grave ovviamente per Galliani. Dicevamo di Colletta, gol del vantaggio, poi Taurisano e alla fine la ribaltata Galliani con il Pesaro avanti 2-1. Achilli, il tocco ancora per linee orizzontali con Ramon che cerca di trovare una soluzione, lo scarico in avanti a cercare nuovamente Achilli che vince il duello soltanto per un attimo con Josema. Loro Suazo. Occhio al crono per Titon che prova a fare tutto da solo. Titon, l'appoggio per De Crescenzo che non riesce, riparte Pattias, ancora la palla spegna per Toni Dandele che può scaricare il pallone per il gol del 3-1 dell'Ital Service Pesaro con Ramon che non esulta da ex. La transizione offensiva perfetta dell'Ital Service Pesaro che ha rubato palla e è andato via con Toni Dandele. Ancora una volta il capitano lucido nell'ultimo passaggio, l'appoggio di Pattias splendido tra le linee. Toni Dandele che già sapeva cosa dovesse fare, l'ha data Titon e per lui è un gioco da ragazzi ovviamente segnare lì a porta vuota il gol dell'1-3 dell'Ital Service Pesaro. Marco. Sì, classica azione di ripartenza del Pesaro dopo un duello vinto da Titon, forse impreciso il Benevento negli ultimi metri lì con l'ultimo passaggio, con la conclusione. Spesso noi allenatori diciamo di concludere l'azione anche con un tiro perché è meglio concludere che subire una ripartenza. Bravo Pattias a servire Toni Dandele, freddissimo nel dare palla a Ramon che a porta vuota l'ha buttata dentro. Ottima ripartenza del Pesaro che allunga. 1-3 a 15 secondi dal fine del primo tempo, l'allungo dell'Ital Service Pesaro. De Crescenzo non riesce a trovare il pallone che finisce direttamente sul fondo. Manservigi per questi ultimi 10 secondi del primo tempo, il portiere di Ital Service Pesaro che spedisce il pallone in avanti, l'anticipo di Marchesano con la palla che finisce in fallo laterale. C'è ancora una chance per l'Ital Service Pesaro per provare a sfruttare questa palla inattiva con probabilmente un appoggio qui dalla rimessa laterale per un tentativo al volo di Pattias. Vediamo se è così. Ramon e calcio d'angolo. Eccolo qui l'appoggio per Pattias, l'anticipo di Lolo Suazo, Josema, 4 secondi, Lolo Suazo dentro per Titon che deve girarsi e farlo anche in fretta ma non ci riesce, col pallone che finisce in fallo laterale, ma arriva anche il suono della sirena che manda le due squadre all'intervallo con l'Ital Service Pesaro in vantaggio 1-3 in 10 secondi. Che primo tempo è stato, Marco? Credo sia stato un primo tempo dalle due facce. È iniziato molto bene il Benevento che nei primi 7-8 minuti ha avuto qualche occasione in più rispetto al Pesaro, poi il Pesaro ha iniziato a prendere campo, a trovare coraggio, ha trovato il pareggio e non ha perdonato su alcuni errori del Benevento, sia sulla copertura del secondo gol che nella ripartenza finale del 3-1 dopo il duello di Titon. Quindi primo tempo dalle due facce, però credo che il Pesaro negli ultimi minuti abbia meritato. Super spot per noi e poi ci troviamo qui per commentare gli highlights del primo tempo. Eccoci tornati in diretta dal Palatedeschi di Benevento per raccontare insieme le emozioni del primo tempo in questa
in questo spareggio per la zona salvezza tra Benevento e Italservice Pesaro. In vantaggio il Pesaro 3-1 che l'ha ribaltata dopo il gol iniziale di Colletta. Rivediamo insieme gli highlights della prima frazione di gioco, con il Benevento che era partito bene con questo tentativo di Lolo Suazo, qui l'ex Scarpitti inquadrato, ancora il tentativo di Titon con la grande parata di Manservigi, la risposta dell'Italservice Pesaro con questa conclusione di Galliani che è stata deviata quasi per fava Marchesano, e qui la transizione offensiva Colletta, gioco a due con Fabigno, il sinistro quasi a porta spalancata per il gol del vantaggio del Benevento che l'ha sbloccata così. Sembrava che l'inerzia della partita fosse dalla parte di giallorossi nella prima parte di gara, invece poi è cambiata radicalmente nel corso del primo tempo, qui con questo errore proprio di Chiosema, palla rubata da Taurisano, gioco a due con il capitano Tony Dandelle, palla all'incrocio dei pali per il gol del pareggio da parte dell'Italservice Pesaro, con questa grandissima giocata di Taurisano che l'ha messa dove Marchesano non poteva assolutamente arrivare. Questa è l'esultanza di Taurisano, ci ha provato Titon, qui il palo colpito da parte del Benevento, c'era stato anche un palo di Saponara però prima per l'Italservice Pesaro, qui il lancio di Manservigi verso Galliani, testa alta per capire dove si trovasse praticamente, e alla fine ha messo il pallone in buca d'angolo per il gol del vantaggio dell'Italservice Pesaro. Niente da fare per Marchesano anche in questa circostanza, l'ha ribaltata così l'Italservice Pesaro. Nel finale altra splendida transizione offensiva, Patias, Tony Dandel, sempre lui per l'appoggio all'ex di turno Ramon che mette il pallone in porta, con la porta appunto spalancata per la rete dell'1-3 dell'Italservice Pesaro, che è cresciuta tantissimo nella parte finale di gara. Marco è stato Italservice Pesaro, l'abbiamo detto in chiusura di telecronaca del primo tempo, che ha avuto pazienza, ha sfruttato le occasioni giuste, sembrava che le transizioni offensive fossero l'arma in più del Benevento, invece sono state quelle in più per l'Italservice Pesaro nel corso della gara. Sì Fabio, hai detto praticamente tutto tu, sembrava che nei primi minuti di gara il Benevento potesse addirittura anche raddoppiare, avesse più il bandolo della matassa, sembrava fosse più pericoloso soprattutto in ripartenza. Poi è anche salito in cattedra qualche individualità importante del Pesaro. Tony Dandel si è visto che ha messo sempre una marcia in più, lo stesso Patias in alcune scelte, Ramon che si è messo un po' da play là dietro a dettare i tempi, e il Pesaro, come hai detto già tu, nella seconda parte del primo tempo ha legittimato e ha meritato questo vantaggio. Però credo anche nello stesso tempo che il Benevento rientri in campo con la giusta cattiveria per provare a rimettere la situazione a posto, insomma. La passione dei bambini che giocano come sempre all'intervallo sui tanti campi di calcio 5 in Serie A, inquadrati dalla regia, anche i bambini che sono i tamburi in tribuna per provare a spingere il Benevento in questa ripresa. Ovviamente dall'altra parte c'è un Pesaro che vuole portare a casa una vittoria che sarebbe oggi preziosissima. Noi andiamo ancora in pubblicità per un altro super spot e poi ci troviamo qui per il racconto del secondo tempo tra GG Teamwear Benevento e Italservice Pesaro. Eccoci tornati al Patereschi, subito a bordo campo da Carmine Esposito che con Alessio Taurisano. Alessio Taurisano, quanto è stato importante il tuo gol in un momento complicato del Pesaro, e poi ti chiedo cosa deve fare la squadra per portare 3 punti che davvero sarebbero fondamentali. È stato un gol molto importante perché siamo riusciti a riprendere la partita, perché eravamo partiti con il gol di svantaggio, però siamo stati bravi a riprendere la partita e di farne 2 in più, quindi siamo sul 3-1, adesso dobbiamo continuare con questo approccio qui, speriamo di portare la partita a casa. A te Fabio, grazie. Queste le parole di Taurisano che va a accomodarsi in panchina in questo inizio di secondo tempo con il suo team, l'Italservice Pesaro, ricordiamo in vantaggio 1-3 qui al Palatedeschi, l'aveva sbloccata Colletta, il gol dell'1-0, l'ha pareggiata proprio lui, Taurisano, per l'1-1 Galliani e poi l'ex Ramon per il 3-1 dell'Italservice Pesaro nel primo tempo. Una vittoria che consentirebbe all'Italservice Pesaro, con la chiusura della 26esima giornata di Serie A, di portarsi proprio a quota 25, quindi staccarsi dalla zona più calda, anche se non ancora diciamo lontano dalla linea gialla dei play-out, però sarebbero 3 punti fondamentali per l'Italservice Pesaro. D'altro canto invece il Benevento con questa sconfitta forse potrebbe salutare quasi definitivamente la Serie A, anche se non c'è ancora l'aritmetica per
per dare questa sentenza definitiva. Con me nel commento tecnico oggi c'è Marco Ciotola. Marco, il Benevento deve inevitabilmente provare a dare il tutto per tutto, l'Italservice Pesaro proverà a gestire oppure ad affondare il colpo? Ma sai Fabio, lo sai meglio di me, in questo sport gestire è complicatissimo. È una parola che quasi non esiste. Puoi gestire forse un minuto e mezzo, 2, ma 20 minuti è complicato. Abbiamo visto rimonte clamorose, vedi quella del Pesaro in casa col Cosenza, quindi credo che da gestire ci sia ben poco e nello stesso tempo il Benevento penso che darà tutto fino all'ultimo briciolo di energia e di forza mentale e fisica per cercare di ribaltare ed aggrapparsi ancora a questa categoria. Vediamo questo sport che regala sempre emozioni pazzesche, cosa ci regalerà in questo secondo tempo qui dalla Pala Tedeschi di Benevento con il tentativo proprio dei Sanniti. Lolo Suazo che calcia col mancino, trova una deviazione, la palla che finisce in fallo laterale. Lolo Suazo sul punto di battuta con il tocco dentro dove non ci sono compagni, riparte nuovamente Gastaldo che ha la possibilità di appoggiare a Saponara, fermato da questo intervento splendido in scivolata di Colletta che va a sradicargli il pallone dai piedi. Bravissimo Colletta qui in questo intervento. Atteggiamento giustissimo adesso del Benevento, in particolare di Colletta in questa transizione negativa. Sono rientrati verso la propria metà campo e Colletta è intervenuto bene contro il suo avversario, insomma, in modo pulito. Lolo Suazo, l'appoggio per Volonnino, cerca di puntare Saponara, il numero 14 del Benevento, finta e controfinta, ancora Volonnino, non c'è spazio e sbaglia poi il tocco all'indietro verso Lolo Suazo, non c'è intesa con questa iniziativa di Volonnino, la palla che finisce direttamente in fallo laterale e può ripartire nuovamente l'Italservice Pesaro, debutto per Del Grosso, il nuovo allenatore che ha sostituito il dimissionario Bargnesi. Intanto qui la conclusione da parte di Achilli con Marchesano che sventa la minaccia, mette il pallone in calcio d'angolo, l'opportunità creata da Achilli quasi dal nulla. Adesso quella mano alzata vuol dire schema da utilizzare, noi non lo possiamo svelare, l'hanno visto tutti, no? Sì. È stato bravo Achilli qui a sovrapporsi a Saponara, a calciare, ha trovato un bel tiro e anche Mimo Marchesano ha fatto una grande parata. La palla deviata col pallone che finisce in fallo laterale. Volonnino, ancora il tentativo dell'Italservice Pesaro con Gastaldo fermato dal recupero di Arvonio, l'ultimo tocco del giocatore dell'Italservice Pesaro, Colletta. Volonnino in avanti, fermato, ancora Volonnino, colpo di testa, batti e ribatti, alla fine la tocca Saponara ma non la controlla e Marchesano fa ripartire l'azione per i suoi. Lolo Suazo, Volonnino, Arvonio, Lolo Suazo, Colletta. Lolo Suazo in avanti a cercare Colletta, cerca di trovare in velocità il recupero del pallone ma non ci riesce, alla fine se lo trascina direttamente in fallo laterale. Patias pronto a entrare in campo, il pivot dell'Italservice Pesaro. Saponara con il sinistro sul fondo, la sua giocata, non c'è deviazione da parte di Marchesano? Sì, c'è deviazione da parte di Marchesano. È stato molto bravo qui Saponara, forse un po' troppo leggero Volonnino a lasciarlo girare, ha una forza nelle gambe importante Saponara, si è girato, ha calciato forte e Mimmo Marchesano è stato bravo a pararlo. Calcio d'angolo per l'Italservice Pesaro con questa palla che arriva dove non c'è nessuno. Riparte nuovamente Titon, fermato anche lui, l'appoggio all'indietro un po' in difficoltà Galliani qui nel recupero, riesce alla fine a spedire il pallone dall'altra parte del campo. Marchesano, il tocco per Titon, Lolo Suazo, Volonnino, De Crescenzo, Patias, ancora il calcio di punizione a favore del Benevento con Lolo Suazo. Anche Lolo dalla rincorsa sembra voler provare a calciare, anche lui dotato di un grande tiro, vediamo poi se ci smentisce con una giocata. Lolo Suazo calcia sul fondo,
con questo tentativo fallito da parte del Benevento, e riparte Manservigi. L'anticipo di Marchesano, Lolo Suazo, la palla persa, attenzione con la conclusione sul fondo da parte di Achilli. Che occasione per l'Ital Service Pesaro, vicinissimo al gol del 1-4. Achilli non ha trovato lo specchio della porta di un nulla. Lolo Suazo riparte per il Benevento, fermato Titon. Le proteste di Scarpitti in panchina per una presunta trattenuta. Ancora Volonnino, sbaglia completamente l'appoggio Volonnino col pallone che finisce sul fuori dal campo, con la rimessa laterale a favore del Ital Service Pesaro. Galliani sul punto di battuta, Ramon, dai e vai con il numero 7 Patias, ancora Ramon, il lancio in avanti per Achilli che si dispera. Aveva trovato il pallone ma non è riuscito ad agganciarlo. Qui il duello con De Crescenzo che prova a venire in avanti con il sinistro, fermato dal ripiegamento difensivo splendido di Ramon. Poi bravo Manservigi a tenere il pallone in campo. Achilli ancora, Ramon, lo scavetto in avanti, l'anticipo di Titon. Adesso Lolo Suazo cerca di trovare lo spazio, tutto regolare, no, c'è il fallo per una spinta alle sue spalle. Chiede il cartellino giallo, protesta anche di Ramon che avrebbe voluto che l'arbitro non fiscasse, invece credo fosse netto il fallo su Lolo, è stato sbilanciato. La rivediamo. Leggera spinta, sì. Diciamo che una leggeria spinta, ci può stare. È una leggera spinta che però in velocità lo ha sbilanciato. Ti sbilancia e non ti permette di giocare. Segnaliamo anche Ramon che ha messo una palla alta alla spalla mi pare su Galliani, perfetta, e quel recupero che ha fatto su Achilli prima. Su Achilli, sì. Lolo Suazo, la conclusione con il sinistro fermato dalla barriera. Titon fermato ancora dall'intervento di Ramon. Marchesano, lo scavetto, cerca De Crescenzo col tacco, splendida questa giocata con la parata altrettanto splendida, distinto di Manservigi su Titon. Che giocata che aveva fatto De Crescenzo. Volonnino, ancora De Crescenzo in area di rigore, prova a scaldarsi il Benevento. Titon col destro sul fondo, doppia chance per il team di Scarpitti, vicinissimo al gol del 2-3. Che giocata prima con il tentativo sotto misura fermato da Manservigi, che mi sembra l'abbia preso con la faccia, se ho visto bene. La rivediamo, eccola qui. Che giocata al volo di De Crescenzo, poi Titon sì, l'ha presa con il volto Manservigi, poi si è salvato sulla conclusione successiva di Titon. Doppia chance per il Benevento che prova a aumentare i giri nella fase offensiva in questa partita che diventa da dentro o fuori per il Benevento. Con una sconfitta la Serie 2 sarebbe davvero ad un passo, con una possibile rimonta invece ci sarebbe ancora una fiammella di speranza, sì, per restare nel massimo palcoscenico nazionale, quello che non vuole ovviamente l'Ital Service Pesaro, che prova a portare a casa una vittoria preziosa qui oggi dal Palatedeschi, senza un giocatore fondamentale come Barichello, il secondo marcatore in Serie A. Riparte Lolo Suazo, sinistro, fermato, ancora Lolo Suazo, all'indietro per De Crescenzo, prova a ragionare il Benevento, proteste di Lolo Suazo per un contatto. De Crescenzo contro Toni Dandella, lavora il pallone con la suola, ancora Lolo Suazo, De Crescenzo, non c'è spazio, Titon, Josema fermato alla sua conclusione, la palla che danza pericolosamente in area di rigore, la prende nuovamente Manservigi. 5 minuti e 30 trascorsi in questo secondo tempo. Josema in anticipo, Titon, la palla per De Crescenzo, ancora Titon, Josema fermato, calcio d'angolo per il Benevento che adesso è proietta, attenzione, è rimasto a terra Patias. Sì, sta spingendo il Benevento, ha avuto due grandi occasioni, quella con Titon, due con Titon a dire la verità, sul tacco bellissimo di De Crescenzo, poi la puntata di Titon fuori di poco, ma è un Benevento che ci crede, che è entrato con il piglio giusto in questo secondo tempo e sta creando tante occasioni da gol, e si stanno ovviamente scaldando anche un po' gli animi, perché il risultato
è veramente importante per tutte e due squadre, quindi più passano i minuti e più diventa complicato, cruciale. e ovviamente la tensione sarà ancora di più. Intanto Patias era rimasto a terra, ha avuto preso una piccola botta, si era fermato, si è accasciato e ha chiesto l'intervento dello staff medico. Alessandro Patias, vediamo se lascia il campo temporaneamente. Patias è così, infatti entra subito Saponara per l'Ital Service Pesaro. Josema, il tocco all'indietro per lo Suazo, il controllo orientato, poi la conclusione, la parata di Manservigi, riparte Tony Dandella con il sinistro, l'appoggio a Saponara che non riesce, davvero di poco. Marchesano. Sì, non era facile dare questa palla, l'ha data col suo piede non forte Tony Dandella col sinistro, ma pericolosa anche la conclusione qualche secondo prima di Lolo Suazo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con la spaccata di Manservigi aiutato forse da una deviazione anche di Ramon. Galliani sul punto di battuta per questa rimessa laterale. Ramon, adesso ancora l'appoggio con l'ex giocatore del Benevento. Saponara, il duello con Josema. Saponara difende il pallone, Ramon testa alta, il lancio in banda per Galliani troppo lungo. Marchesano per il Benevento, altro lancio in avanti a cercare Fabinho, anticipato splendidamente da Ramon, indemoniato qui nel controllo del pallone, lo porta a spasso per tutto il campo, lo tiene, va a riguadagnare anche la posizione. Splendida giocata di Ramon. Dai e vai adesso con Galliani, non riesce però a tenere il pallone in campo il numero 7, allora si riparte dalla rimessa laterale per il Benevento. Sì, Ramon sta salendo in cattedra, l'abbiamo detto già nel primo tempo, minuto dopo minuto, sia lui che Tony Dandel sembra abbia iniziato col piglio giusto anche questo secondo tempo. Fabinho con ancora il lavoro a due, Titon, e il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa è sempre per il Benevento con il crono che scorre veloce. 7 minuti trascorsi anche in questa ripresa, sempre 1-3 il punteggio maturato nella prima frazione di gioco. Josema calcia, deviazione, la palla che finisce in calcio d'angolo. Lolo Suazo sul punto di battuta, dentro ancora Manservigi, ancora calcio d'angolo per il Benevento. Lolo Suazo, il tocco all'indietro, Josema destro, fermato, altro corner per il team di Scarpitti che adesso prova a spingere ancora di più sull'acceleratore per cercare di rientrare in partita. Josema. Sì, ha bisogno di un gol il Benevento prima possibile per rientrare in partita, ci sta provando in tutti i modi, sicuramente. Intanto il gol arriva in maniera clamorosa da questo calcio d'angolo di Josema. C'è stata una deviazione sfortunatissima, credo, di Manservigi, con la palla che finisce in fondo al sacco. Ritorna subito in partita il Benevento, c'è anche un cumulativo, credo una munizione, non ho capito bene, ce lo spiegherà dopo Carmine. Intanto rivediamo il gol che riporta il Benevento a -1 con questa azione che nasce da una palla inattiva da Rabbia di Del Grosso in panchina. E sì, l'ha presa Manservigi sullo stinco, praticamente se l'è trascinata in porta, errore del portiere con Saponara che era andato a chiudere ovviamente la traiettoria di un possibile passaggio in area di rigore, e Manservigi che si è fatto sorprendere. Qui ingenuità ovviamente del portiere dell'Ital Service Pesaro. Ci può stare anche un errore in una giornata in cui Manservigi comunque si è fatto trovare attento tra i pali in un paio di circostanze importanti. Si sta comportando sicuramente bene Manservigi, qui è stato sfortunato, forse di un secondo ha anticipato il movimento della palla che in modo sfortunato è capitata. Sì. Bordocampo, Carmine Esposito. Allora, per comunicarti in tempo reale l'ammonizione per Scarpitti per proteste, l'arbitro indicava al crono che era l'autorete di Manservigi. Perfetto, perfetto, con il tentativo ancora di Saponara e la palla che arriva a Marchesano. E riparte il Benevento con la rimessa laterale per i ragazzi di Scarpitti. Ti torna sul punto di battuta. Marchesano.
il lancio in avanti con la palla ripresa da Manservigi. Ramon, Galliani, anzi Gastaldo, chiedo scusa. Saponara fermato da Titon, poi Fabinho, c'è un po' di spazio per Titon, ma c'è anche un fallo lì per il Benevento, che chiede anche in questo caso la sanzione disciplinare, che non arriva, con il calcio di punizione a favore del Benevento. E attenzione alla situazione falli, dovrebbero essere 4 per l'Ital Service Pesaro contro nessun fallo per il Benevento in questa ripresa. Josema, dai e vai con Lolo Suazo. Adesso l'Ital Service Pesaro si mette a difendere lì basso, con il Benevento che va vicinissimo al gol del pareggio con questa conclusione, la palla che poi resta lì in area di rigore. L'occasione nuovamente per i giallorossi, il duello tra Achilli e Lolo Suazo, tutto regolare. Gastaldo, Ramon, sempre Ramon con il palleggio dentro per Saponara, fermato Lolo Suazo, c'è spazio per Fabinho. Lolo Suazo cerca di ragionare, trova Fabinho nuovamente. Titon riparte da Josema. Fabinho, Josema, Lolo Suazo, ancora il 3. Fabinho, Titon, Fabinho, Titon, Josema, dentro per Fabinho che non riesce a girarsi, lo fa, viene fermato dalla chiusura splendida di Ramon, che riparte, poi rinuncia, viene toccato da Josema. Calcio di punizione a favore dell'Ital Service Pesaro, c'è tutto. Anche in questo caso è il primo fallo speso da Josema sulla linea centrale del campo con... eccolo qui, devo anche a chiedere scusa immediatamente all'avversario, il numero 3 del Benevento. Siamo 2-3 qui al Palatedeschi. La riaperta il Benevento in qualche modo con un calcio d'angolo di Josema e un autogol di Manservigi, che nel tentativo di intervenire si è praticamente spedito il pallone da solo in porta con intervento di Coscia. Ho visto Ramon nel momento del gol, Fabio, ho visto Ramon e Saponara parlare, forse l'ha toccata leggermente anche Saponara, probabilmente che l'ha spostata, sì, e quindi è andato, non sono sicuro di questa cosa. Dicevamo però, come dicevi tu, il Benevento, l'episodio positivo. Intanto attenzione, Marchesano è salito, rischia, poi Patias la mette in fallo laterale. Ha trovato, come dicevi giustamente, l'episodio positivo per provare a rientrare in partita decisamente Titon. Colletta, saranno 10 minuti da adesso incandescenti in questo finale di partita dal Palatedeschi. De Crescenzo fermato, non c'è fallo, tutto regolare, c'è fallo invece perché arriva l'intervento adesso di Zannola, che va a estrarre anche il cartellino giallo per il giocatore Achilli, e anche quinto fallo del Ital Service Pesaro. La partita sta cambiando completamente volto qui al Palatedeschi, perché un Benevento tutto proiettato lì davanti per cercare di recuperare il passivo di una rete. Al Benevento serve assolutamente una vittoria, all'Ital Service Pesaro pure ovviamente, per una classifica che non sorride ad entrambe, anche se in situazioni decisamente differenti. Ma intanto il Benevento che va a battere questo calcio di punizione con Josema e Titon sul punto di battuta, con la barriera schierata, con Manservigi che va a dettare i millimetri per il rispetto delle posizioni. Titon o Josema o schema, vediamo. Sì, punizione pericolosissima per il Benevento. Parte Josema, anzi no, parte Titon. Dentro la parata sul tentativo sotto misura di Volonnino, l'aveva fatta benissimo il Benevento, questa palla inattiva. Bravo Manservigi a farsi trovare pronto alla deviazione sotto misura. Gli applausi di Titon perché era riuscito tutto nei tempi giusti. Marco. Sì, classico cambio palo di Volonnino, bravo Titon a non battere subito, a aspettare il secondo decisivo per trovare la giocata vincente. L'aveva trovata il Benevento, è stato bravissimo qui in questa occasione Manservigi. Veramente ha fatto una parata importantissima. Intanto time out alla prossima circostanza.
Sì, Carmine Esposito, stavo vedendo, penso che ti ho anticipato sul time out. Esattamente, a te. Ho visto Del Grosso che stava mettendo il cartellino del time out proprio per chiedere interruzione del gioco, ed eccolo qua, time out per l'Ital Service Pesaro. Andiamo a sentire che cosa ha da dire ai suoi. Intanto rivediamo proprio la punizione di prima con la grande parata di faccia, anche un'altra volta di Manservici, sì. secondo intervento sì. di faccia. Sentiamo Del Grosso. Facciamo rifiatare, ci sono 9 minuti e 30. Adesso facciamo un'azione di possesso e preparo il quintetto. Lo mettiamo. Per avere la palla, non ti metti qua, però tipo non c'è bisogno di andare avanti. Quindi facciamo la prima azione, saliamo e intanto lo prepariamo, ok? Sì, almeno per rifattare un po'. Tanto ci siamo con. Adesso Sensi. Adesso Sensi. Okay. Dopo sarà Pati, Ramon, Simo, Tony, che già voi siete dentro, e il mancino, Sapo, dove sei? Non vuoi dire che almeno respiriamo un po', raga. Chiaro, è per tenere la palla, per rompere la partita e per rifiatare. Se c'è, la vediamo. Marco. Credo di aver capito che mister Paolo Del Grosso sta organizzando, insomma, la tattica del power play per cercare di rompere questa inerzia che in questo momento è totalmente a favore del Benevento. Calcolando anche i 5 falli, praticamente il Pesaro giocherà mezzo tempo con 5 falli commessi. Per preparare una giocata col quinto uomo, ha detto, per tenere la palla. Sì, un quinto uomo di possesso, sì, come si fa? Sì, non per rifiatare, per tenerla, di contenimento, non per forza per affondare, ma qualora ci dovesse essere l'occasione, ha detto poi di affondare. Vediamo se e quando ci sarà questo schieramento tattico da parte di mister Del Grosso. Intanto la rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro con Gastaldo sul punto di battuta. 9 minuti 14 secondi, 2-3 il punteggio qui al Palatedeschi. L'anticipo di Colletta, la palla che finisce, attenzione qui, ammonito Colletta, sì, ammonito Colletta per questo intervento in ritardo. Cartellino giallo. Mi è sembrato netto, Fabio, questo intervento di Colletta. Credo sia giusto anche il giallo, magari rivediamolo. A me è sembrato netto. Eccola il quinto uomo per il Pesaro. Il fallo c'è, assolutamente. Sì. E allora è Galliani che entra in campo. Intanto si è fatto male Achilli proprio nella circostanza precedente, l'abbiamo visto inquadrato dalla nostra regia. Galliani a fare il quinto uomo, fase di possesso, vuole far scorrere il crono il Ital Service Pesaro in un momento delicatissimo del match. Vediamo, l'attenzione ovviamente è altissima adesso qui al Palatedeschi. Tony Dandella, bisogna essere precisi al millimetro nel palleggio, nei passaggi, in tutte le situazioni di gioco, con il Benevento che prova a strappare invece un pallone per rimettere definitivamente in piedi questa partita. Tony Dandella, Ramon dentro, fermato da Volonnino, ancora l'appoggio con Lolo Suazo, non c'è il portiere ma la recupera Saponara. Adesso Lolo Suazo, c'è Galliani in porta, Josema, Volonnino prova a fare tutto da solo, fermato ancora De Crescenzo. Josema, la palla per De Crescenzo, sempre Galliani tra i pali, Volonnino contro Patias, prova la giocata, De Crescenzo fermato. Fondamentale questo intervento di Tony Dandelli. Il Benevento chiaramente vuole arrivare prima possibile al tiro, perché il Pesaro tra i pali c'ha Galliani che di ruolo non è un fa portiere. quello. Intanto sì. Lo Suazo con la palla recuperata proprio da Galliani, non la può prendere, che l'ha toccata Saponara, credo. Non so quanto sia l'intervento di Saponara, il tocco sulla palla è volontario, però è difficile giudicare questa situazione. L'arbitro che sta lì. La rivediamo, eccola qui con l'appoggiata Saponara, diciamo che come se l'avesse controllata e poi il portiere l'è andato a prendere nei piedi. Ci può stare come decisione del direttore di gara, però sì, diciamo che siamo al limite. Intanto è rientrato ovviamente Manservici tra i pali. Forse l'arbitro ha calcolato che Saponara l'aveva controllata da solo, poteva tranquillamente giocarla, e il portiere quindi l'è andato a prendere. Non era pressato, non era una deviazione involontaria.
Le proteste dalla panchina dell'Ital Service Pesaro per questa decisione da parte del direttore di gara, il secondo arbitro il signor Luca Paverani di Roma 2. Carmine Esposito. Non solo le proteste per il fischio in sé, ma anche per la posizione di battuta. A te. Eh sì, forse la posizione era leggermente più defilata rispetto a dove l'ha toccata Saponara. Intanto calcio di punizione per il Benevento con Lolo Suazo pronto a battere. Accanto a lui c'è Josema, vediamo come sfrutterà il team di Scarpitti questa possibilità a 7 minuti e 50 dalla fine della partita. Il tocco indietro, Titon, palo pieno incredibile, occasione, forse l'ha toccata Manservigi, la rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro, la rivediamo a brevissimo, l'occasionissima per Titon che ha calciato quasi un rigore a in colpo movimento sicuro con sì, l'ha toccata Manservigi con la mano destra, ha spedito il pallone sul palo. Che occasione per il Benevento per arrivare al pareggio. Marchesano, grandissima occasione, altro legno per il Benevento, ma altra grande parata di nuovo anche di Manservigi, che con 2 interventi importantissimi sta permettendo ancora al Pesaro di restare in vantaggio, ma la gara è tutta a favore del... Che è successo? È finito a terra, attenzione, è finito a terra l'allenatore dell'Ital Service Pesaro. Vediamo che è successo. Allora è andato a raccogliere il pallone, ma forse ha preso una testata involontaria, però, perché Lolo Suazo mi sembrava francamente voler recuperare la palla per battere... la palla. È andato a terra Del Grosso, forse non si sono manco ammonito, visti. attenzione, ammonito Del Grosso, allenatore di Service Pesaro. A questo punto non sappiamo se per simulazione, vediamo. Qui ce l'abbiamo proprio bene. Allora sì, no, c'è stata una manata, no, c'è stata, allora, nel tentativo di recuperare il pallone Lolo Suazo ha preso con di striscio l'allenatore dell'Ital Service Pesaro, che continua a protestare perché ha preso una manata da Lolo Suazo. Ovviamente era nel tentativo anche di recuperare il pallone nella fase concitata lì, per velocizzare il gioco, e l'arbitro non sappiamo il motivo per cui ha ammonito Del Grosso nella circostanza. Ci sono state fasi un po' concitate in questo momento, sta di fatto che comunque Del Grosso il colpo l'ha subito in qualche modo, anche in maniera involontaria, però non è franato a terra così per alcun motivo. Carmine. Allora, Del Grosso è stato ammonito per simulazione. Intanto qui la conclusione di Lolo Suazo. Allora, l'impressione, come ci dice giustamente Carmine Esposito, è che fosse stato ammonito appunto per simulazione, però rivedendo le immagini sicuramente di striscio è stato toccato Del Grosso, quindi è finito indubbiamente a terra, ma non credo che ci sia stata volontarietà assolutamente, perché era nel tentativo di recuperare il pallone in quel momento. Carmine. La questione tra Del Grosso e Lolo Suazo è partita alcuni minuti fa su una palla contesa. Volonino calcio d'angolo, scusami Carmine, perché c'era quel tentativo. Per concludere che i due dopo non andranno a prendere un caffè insieme, questo è sicuro. Sarà molto molto complicato. Intanto Manservigi a 6 minuti e 53 dalla fine per l'Ital Service Pesaro, che prova a stringere i denti a difendere il vantaggio di una rete qui al Palatedeschi di Benevento, con i Sanniti invece che cercano in tutti i modi di capovolgere il match in questa parte finale di gara. Tony Dandella, calcio di punizione. Ricordiamo che l'Ital Service Pesaro è anche a 5 falli già da un bel po' di tempo contro i 3 del Benevento. Saponara dentro, la palla buona per Patias, doppio pivot in campo adesso per Del Grosso. Ramon, Tony Dandella dentro ancora per Saponara, l'uscita di Marchesano che mette il pallone in fallo laterale. Sta facendo un grande lavoro Fabio Saponara qui davanti, fa sportellate con tutti, protegge la palla, fa risalire la squadra, la fa ripartire, sta facendo veramente un'ottima gara. Siamo nella parte finale di questa partita, la 26esima giornata del campionato nazionale di Serie A, che vede in testa la Meta Catania, lo ricordiamo. Qui ci si gioca invece una fetta di salvezza. Settimana prossima c'è anche un turno infrasettimanale. Siamo ormai agli sgoccioli
di questo campionato per i verdetti del massimo palcoscenico nazionale. Titon, Volonnino, ancora il 14, porta a spasso il pallone, Josema, Ramon la spedisce in avanti direttamente tra le braccia di Marchesano. Lolo Suazo, e a proposito di power play, è il momento per il Benevento secondo te, Marco? Fabio, sì, secondo me il momento a breve arriva. È chiaro che c'è anche la situazione del quinto fallo e mister Scarpitti credo fino a quando può cercherà di... Volonnino calcia sul fondo. Sì, cercherà di trovare il sesto fallo attraverso un duello di Volonnino, un duello di Titon, un duello di Suazo. Infatti sono tutti e tre in campo, ma penso che qualora non dovesse arrivare questo sesto fallo, a breve vedremo il power play anche per il Benevento. Ancora sesto fallo. Sesto fallo. Allora c'è stato un intervento con le mani, stiamo cercando di capire quale fosse la decisione del direttore di gara, e dunque tiro libero per il Benevento, che chiede anche la sanzione disciplinare. La rivediamo a brevissimo con l'aiuto della regia. Sesto fallo e tiro libero per il Benevento a 5:29 dalla fine della partita. Il Benevento ha l'occasione di rimettere tutto in parità. Ancora proteste, animi accesi sulle due panchine in questa gara che si sta riscaldando, infiammando in questa parte finale. Rivediamo con ho qualche dubbio nell'intervento di Gastaldo con le mani, francamente. Non era sicuramente largo il braccio di Gastaldo. Non mi sembrava largo. Non è facile, però Del Grosso decidere. Non è d'accordo. Il Benevento protestava forse per una sanzione in favore a sfavore del Pesaro. Il Pesaro protesta perché chiaramente non avrebbe voluto ovviamente decisione. il fallo. Le proteste anche di capitan Tony Dandella, ma intanto è tiro libero per il Benevento, che ha la possibilità di pareggiare e di farci vivere 5 minuti e 26 secondi incredibili qui al Palatedeschi. La rincorsa è di qualcuno, Lolo, perché Lolo è partito da casa sua, Lolo Suazo. E resta Manservigi tre pali. Spesso in queste occasioni Tony Dandella, Lolo Suazo, eccolo qui, sinistro, la parata di Manservigi sul tentativo mancino di Lolo Suazo, che fallisce questa prima opportunità dal tiro libero di portare sul pareggio il Benevento. Titon, 5:17 da giocare, Volonnino, ancora Titon, Lolo Suazo, sinistro, ancora fermato, ci prova Colletta, dentro sul fondo col sinistro, non riesce a trovare lo specchio della porta. Colletta, fallita, un'opportunità importantissima per il Benevento. Col tiro libero non si è fatto ingannare Manservigi, rimasto in posizione e ha fermato la conclusione mancina di Lolo Suazo. Marchesano va a raccogliere il pallone. Ultimi 5 minuti di gioco di questa partita. Sempre Ital Service Pesaro in vantaggio 3-2 qui al Palatedeschi di Benevento. Volonnino, la giocata del 14, ancora all'indietro per Lolo Suazo. Volonnino, dentro per Titon, finta e controfinta, Titon lo trova il gol il numero 10 del Benevento con questa giocata di sinistro che infiamma il Palatedeschi e rimette la partita sui binari dell'equilibrio a 4 minuti e 35 secondi dalla fine del match. Il gol di Titon su assist di Volonnino, controllo col destro, finta e controfinta, la piazza col mancino, non ci arriva Manservigi e parità con la rete del suo numero 10. Bravissimo Emanuele Volonnino, Fabio, in questo caso a dare questa palla che ha tagliato tutta la difesa avversaria. Altrettanto bravo Titon, lo stiamo dicendo dal primo tempo, è l'uomo che può creare la superiorità, che può appunto saltare l'uomo e fare del male. Ha calciato non col suo piede preferito e ha portato al pareggio, un pareggio meritatissimo credo questo del Benevento. Manservigi ha fatto almeno 4 parate fondamentali in questo secondo tempo. Qui non ha potuto niente, anche se l'ha deviata. Power play per il Pesaro, che vuole provare comunque a vincere.
Tony Dandel con la maglia di power play, attenzione qui scivola Saponara e rischia grosso. Tony Dandel, saranno 5 minuti di fuoco, la para in qualche modo Marchesano perché può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Carmine Esposito. Titon con la maglia del portiere di movimento, a te. E sarà un power play e contro power play da un momento all'altro qui, perché chiunque ovviamente la vuole vincere, perché un pareggio probabilmente non serve a nessuno. Galliani calcia, fermato, la parata miracolosa di Marchesano che va a metterci la mano all'incrocio dei pali per sventare questa conclusione da posizione defilata di Saponara, e la palla che finisce in calcio d'angolo. Ammonito Patias per protesta. Intanto a 4 minuti dalla fine, da vivere con passione qui dal Pala Tedeschi. 3-3 il punteggio, la situazione falli con il team di Del Grosso che già ha esaurito il bonus, che Lolo Suazo ha fallito la prima opportunità di 10 metri, a 3 falli invece il Benevento. Calcio d'angolo di Patias, il tocco all'indietro per Ramon, la palla per Galliani, il lavoro del Ital Service Pesaro adesso in palleggio. Tony Dandel col Benevento che prova a rubare un pallone per segnare magari a porta spalancata. L'Ital Service Pesaro che cerca di sfruttare il power play per riportarsi in avanti. Tony Dandel sinistro, fermato, calcio d'angolo ancora per l'Ital Service Pesaro. 3 minuti 39 secondi ancora da vivere insieme. Patias, il tocco all'indietro per Ramon, la tiene Galliani con pazienza, ancora Ramon, Saponara dentro, Saponara fermato da Marchesano con la rimessa laterale guadagnata ancora dall'Ital Service Pesaro. Noi andiamo inevitabilmente a scandire il crono con le mani in faccia di Del Grosso da una parte, con le mani sui fianchi di Scarpitti dall'altra, per un'attenzione che è altissima in questo momento al Pala Tedeschi, perché una vittoria serve come il pane ad entrambe per le speranze reciproche di restare aggrappato alla Serie A del Benevento, di togliersi dalla zona play-out. Per l'Ital Service Pesaro, Tony Dandel, Ramon dentro con la conclusione del palo, la palla che resta lì. Incredibile chance per Galliani, non c'è il portiere Volonnino, lo scavetto a cercare Josema. De Crescenzo non riesce a trovare l'appoggio a Lolo Suazo. Che cosa sta succedendo qui? Davvero di tutto, l'occasionissima per l'Ital Service Pesaro. Sì, ha colpito il palo, in questo caso il Pesaro. Prima sottolineo 2 interventi importantissimi di Marchesano. Sì, che ha tolto le castagne dal fuoco per il Benevento, ma sta spingendo, sta entrando per il perimetro il Pesaro, sta riuscendo forse troppo facilmente quando la palla arriva in angolo a metterla in modo pericoloso sul secondo palo. Il palo ha salvato il Benevento, vediamo cosa succede. Ramon fermato, attenzione, Lolo Suazo intercetta ma non tiene il pallone. 2:37. Può succedere veramente tutto. Può succedere di tutto. Attenzione anche a Titon, perché il Benevento ancora non ha recuperato il possesso in maniera decisiva per poter schierare il power play con Titon che va a fare l'allenatore aggiunto lì in panchina insieme a Fausto Scarpitti. Ramon, Galliani, Ramon, Tony Dandel, Ramon dentro ancora per Patias, calcia, fermato Patias. La rimessa laterale, calcio d'angolo, siamo lì, rimessa laterale. Ramon, Galliani, ancora Ramon, Galliani, Ramon, fermato da De Crescenzo. Un bel rischio si è preso qui Ramon, perché se questa palla rimbalza in modo diverso, ma ci sta, perché il Pesaro vuole vincere la gara giustamente e ci sta a provare anche a forzare. Ramon, De Crescenzo quasi ruba il pallone ancora una volta, di nuovo Ramon, Tony Dandel, Patias, Tony Dandel, Ramon, 1:50 alla fine, Ramon, Galliani, di nuovo Ramon, Galliani, Patias, Ramon, Patias, Tony Dandel, Patias, Ramon, Galliani, Saponara, Galliani, Ramon, Galliani, Ramon, Patias, Tony Dandel, Marchesano la tiene e poi calcia in porta e non la trova, davvero di un nulla. Che occasione per il Benevento, ancora, a 1:16 dalla fine. Ancora Marchesano protagonista con questa lettura
con i piedi, ha avuto veramente la palla per il vantaggio, una palla scoperta. Disperato, Attenzione. intanto Lolo Suazo fermato, abbiamo visto con le mani in faccia, disperato Marchesano per l'opportunità, portiere di movimento, entra Titon, ultimo giro di lancette più 5 secondi, Volonnino, Josema, Lolo Suazo, Josema, Lolo Suazo, Josema, Titon, ancora Lolo Suazo, Josema, Volonnino, Josema, 45 secondi, Lolo Suazo, Josema, Volonnino, dentro Lolo Suazo, ancora l'appoggio che non riesce, De Crescenzo con il salvataggio miracoloso di Ramon nella chiusura difensiva, Lolo Suazo, De Crescenzo, Lolo Suazo, 30 secondi, Josema, Volonnino, Josema, Lolo Suazo, De Crescenzo, Lolo Suazo, 19 secondi, Josema dentro, De Crescenzo, Manservigi la tiene in qualche modo, non so come, Patias trova il gol per l'Italservice Pesaro a 10 secondi alla fine, sempre lui, inesorabilmente lui, il bomber dei bomber, Alessandro Patias porta avanti l'Italservice Pesaro per una vittoria che diventa preziosissima per il team di Del Grosso a 10 secondi dalla fine e che sa di sentenza per il Benevento. Ormai vediamo la grande conclusione di Patias dopo l'occasione incredibile del Benevento con la parata d'istinto, forse ancora una volta con la faccia di Manservigi, se ho visto ancora bene, decisivo, ancora decisivo, l'abbiamo vista con l'occasionissima, ma in questo sport in una frazione di secondo può succedere qualsiasi cosa e adesso il Benevento ha 10 secondi ancora a disposizione per provare ad arrivare sul pareggio in questa partita infinita, incredibile che l'Italservice Pesaro sta portando a casa. La poteva vincere il Pesaro prima, ha colpito il palo, la poteva vincere il Benevento adesso, ancora Manservigi. Intanto decisivo. seguiamo questi ultimi secondi, Volonnino dentro per il gol di Lolo Suazo, non dite mai che è finita in questo sport, non lo dite mai signore e signori, non lo dite mai nel futsal, perché può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento e ancora una volta ce lo insegnano e ce lo fanno vedere, perché pareggia Lolo Suazo all'ultima chance, in 2 secondi, all'ultima occasione, porta a casa un pareggio che forse non serve a nulla, ma ridà comunque fiato alle speranze minime di salvezza del Benevento e manda sicuramente nel baratro l'Italservice Pesaro per una vittoria che ormai era a portata di mano, che poteva sicuramente consegnare ai ragazzi del Grosso 3 punti preziosissimi in chiave play out. Ancora 3 secondi da vivere insieme qui al Palatedeschi, vediamo che succede, perché può ancora succedere qualcosa. Intanto ancora power play ovviamente con Galliani, 3 secondi da giocare, anche meno, Patias calcia sul fondo, Marchesano la butta in avanti, attenzione, Lolo Suazo anticipato e arriva anche il suono della sirena, finisce così la partita 4-4 tra Benevento e Italservice Pesaro, con una partita incredibile, con una grandissima emozione. Intanto ci sono anche un po' di scaramucce in campo, ovviamente con la grande tensione accumulata dalle due squadre per quello che abbiamo visto soprattutto negli ultimi secondi. L'Italservice Pesaro aveva assaporato la vittoria con il gol di Patias, la ripresa Lolo Suazo praticamente allo scadere, un pareggio che forse non servirà al Benevento per alimentare le speranze di salvezza, anche se la matematica non la condanna. Marco Ciotola, l'MVP per te. Allora, per me l'MVP di oggi, nonostante forse quel piccolo errore sul gol subito, è stato Manservigi, perché nel secondo tempo ho contato almeno 5 parate decisive, visto che il secondo tempo il Benevento è entrato veramente con un altro piglio in campo, il Pesaro ha raggiunto subito i 5 falli commessi, quindi il Benevento probabilmente meritava qualcosa in più in questa partita, ed il Pesaro è stato tenuto a galla da 4-5 interventi di questo ragazzo di Manservigi che veramente ha fatto delle parate importanti. Fabio, che dirti, abbiamo visto una grandissima partita, come hai detto tu, il pareggio forse non serve a nessuno, però oggi abbiamo visto che sport può essere il futsal. A 10 secondi dalla fine abbiamo visto 2 gol, l'ultima occasione per Lolo Suazo, il Benevento l'ha pareggiata, è un Benevento ancora vivo che
come abbiamo detto a inizio gara, fino a quando la matematica non lo condanna sta dando tutto in campo. Un ottimo primo tempo, fine primo tempo del Pesaro. Il secondo tempo forse si è caricato troppo presto di falli e ha condizionato un po' la gara nel secondo tempo. E allora, prima di chiudere questa lunga diretta, andiamo da Carmine Esposito a bordo campo per sentire Fausto Scarpitti, grande ex di turno, allenatore del Benevento. Fausto Scarpitti, prima ti chiedo le emozioni da ex. È sempre una grande emozione giocare contro il Pesaro, per me che ho fatto una stagione importante lì, è anche un piacere in realtà. Partita senza senso, Benevento ad un passo dal 4-3, subisce il 3-4, la squadra non molla, un po' lo specchio di questa stagione. Sì, ma lo specchio di questa stagione è un primo tempo giocato bene con 5 minuti di follia assoluta e poi come sempre la squadra che deve sudare per recuperare gol su gol. Come hai detto giustamente tu, abbiamo avuto anche l'occasione per andare 4-3, diciamo che si è riequilibrata un po' la fortuna nel finale con una bella azione che abbiamo fatto, un pareggio quantomeno meritato. Il Benevento può ripartire da questi tifosi? Assolutamente, sono la parte migliore di questa squadra, di questa società, di questa piazza. Questa è una piazza importante, una piazza che merita di stare in Serie A e noi stiamo facendo il possibile per riuscirci e se dovessimo andare giù faremo di tutto per risalire subito. Grazie a Scarpitti e a te Fabio. E grazie anche a Carmine Esposito per il contributo da bordo campo, grazie a Marco Ciotola per il commento tecnico, grazie alla regia. Finisce 4-4 questa sfida salvezza che chiude la 26esima giornata del campionato nazionale di Serie A di calcio 5 tra GG Teamwear Benevento e Ital Service Pesaro. Da Fabio Morra è tutto, alla prossima con il futsal su Sky Sport.